Ecco, un dato inquietante che emerge è che i voucher sono sempre più utilizzati come modalità di pagamento. In questi ultimi anni noi abbiamo visto una crescita esponenziale dell'utilizzo dei voucher, basta pensare al dato 2012 che per Padova era di poco più di 350.000 voucher utilizzati, mentre nel 2015 ha superato i 2.660.000 voucher utilizzati. Oltre 7 volte e mezzo è moltiplicata l'utilizzo in questi anni, superando la media regionale che invece è cresciuto nello stesso periodo di tempo di 5 volte. Quindi Padova sta oggi vendendo il 18% dei voucher di tutto il Veneto. 10 euro di un voucher minimo, 7,50 euro netti al lavoratore. Di quel 25% c'è un 5% di costi di servizio, un 13% di previdenza e il resto è INAIL, per l'assicurazione INAIL. Se una persona che può prendere al massimo 7.000 euro l'anno netti con i voucher dovesse lavorare così tutta la vita, per avere una pensione di 700 euro dovrebbe lavorare 126 anni. Ecco, questo è un paradosso per dire che è improponibile che questa tipologia di lavoro diventi alternativa. Voi invitate anche i lavoratori a denunciare in forma anonima se sono sottoposti a un abuso. La CISL del Veneto ha deciso di istituire un numero verde, un numero dove è possibile segnalare situazioni di abuso nell'utilizzo dei voucher. Allora le telefonate quali sono? Di persone che evidenziano di ricevere un voucher a fronte di una prestazione giornaliera di lavoro. Allora questo è un utilizzo, è un abuso del voucher, perché lì c'è il rapporto di lavoro a tempo normale, regolare, o tramite i voucher pagati 8 voucher per l'orario di lavoro. Allora l'azione che la CISL vuol fare è quella di regolamentare ancora meglio il voucher, sia sotto la forma del lavoro occasionale e accessorio, sia per l'innalzamento della parte previdenziale. Oggi l'aliquota è del 13%, noi chiediamo che venga innalzato al 27%. Poi siamo d'accordo con la proposta del Ministro Poletti di innalzare, o meglio di tracciare il voucher. Bisogna sapere quando il lavoro inizia, allora il committente, chi ha in mano il voucher lo dà al lavoratore, deve dire all'INPS i lavoratori incomincia fra un'ora, per cui permette anche agli uffici di vigilanza di poter monitorare sull'utilizzo del voucher.